Speciale Fantacalcio, la rubrica settimanale dedicata alla tua fantasquadra. La tua fantasquadra. Allora, caro Ciro, qual è quella di questa settimana? Sì, ci avviciniamo comunque verso la metà anche della stagione, anche in realtà la metà della stagione l'abbiamo già superata, quindi ci avviciniamo più o meno nei mesi caldi per gli amanti del fantacalcio, che sono anche decisivi per tanti nostri amici fantallenatori che si stanno giocando magari lo scudetto nella loro lega o magari sta cercando di recuperare dei punti. Allora, per questa settimana abbiamo deciso di mischiare un po' di carte e soprattutto in attacco di fare un tridente inedito, quindi andiamo a leggere la nostra fantasquadra con voluto premiare il Porta Scoruzzi che sta disputando un ottimo campionato con l'Empoli e che tra l'altro molte volte è rimasto con la porta inviolato. Poi difesa 3 con il rientro di Koulibaly che subito abbiamo voluto inserire nella nostra fantasquadra, Subito premiato. Con Caldare da Cervi ad accompagnarlo nella nostra difesa 3, sono in assoluto i tre calciatori tra l'altro con le medie molto più alte, quindi comunque abbiamo voluto premiare loro tre. A centrocampo abbiamo due esterni d'attacco che però nel fantacalcio giocano a centrocampo, che abbiamo voluto inserire, vale a dire Steve Anderson e Chiato Falche, che hanno a mio avviso due impegni sulla carta che possono favorire i loro gol. No, Steve Anderson la fine qualche settimana in Coppa Italia ha sicuramente il piede caldo, e poi Pjanic e Joao Mario in questa sfida tra Juventus e Inter a completare il reparto, perché sono due calciatori sempre prevedibili che possono, e con il bicchiere del gol, soprattutto Joao Mario viene da due reti consecutive. Il tridente è davvero inedito perché non ci sono grandissimi nomi, però è un tridente che sulla carta può fare bene in questa giornata, e vale a dire Terò, Immobile e Muriel. Con Terò che giocherà contro il Chievo, la sua ex squadra, e ha già segnato con le reti in campionato, quindi sicuramente sempre pericoloso. Ciro Immobile che giocherà contro il Pescara, è sicuramente una grande opportunità dopo la squalifica, e Muriel contro il Milan perché da quel lato marcherà Paggioni, e quindi io eccolo, vedi la Roma, io penso che potrebbe eventualmente far ripartire il Milan da quel lato, visto che il Milan è falcidiato dagli infortuni, e quindi sicuramente potrebbe essere Muriel devastante da questo punto di vista. Assolutamente. Quindi andiamo a riepilogare la nostra fantasquadra, il nostro 3-4-3 della settimana, con Scoruzzi in porta, Caldara, Koulibaly e da Cervi in difesa, Felipe Anderson, Pjanic, Joao Mario